Va ora in onda Filo Diretto. Grazie Simone, amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buongiorno, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è un filo diretto speciale, Sammy tornerà nei prossimi giorni. Io sono Antonino Danna, alle 11, 5 minuti e 12 secondi qui su Radio Libertà. Vi ricordo come sempre radiolibertà.net, il nostro giornale online dove potete trovare il meglio della nostra programmazione. Ma adesso, signore e signori, è il momento di Qui Parlamento. Qui Parlamento. E io do il benvenuto alla senatrice Elena Testor. Buongiorno. Buongiorno a voi tutti. Bentrovata. Allora, siamo ormai alla riforma dello statuto del Trentino Alto Adige. Cosa cambia, senatrice? Ma allora diciamo che ieri con grande soddisfazione è stata approvata delle modifiche allo statuto speciale dell'autonomia del Trentino Alto Adige e Südtirol, e diciamo che questa riforma questa modifica è la più ampia dal 1962 e diciamo nel corso della storia c'è stata la riforma del titolo quinto del 2001 che di fatto ha eroso diciamo delle competenze che erano primarie per la provincia e di Trento e Bolzano. Qui di fatto con queste modifiche si vanno a ripristinare queste competenze e si vanno ad aggiungere ulteriori competenze sull'ordinamento degli uffici provinciali e del personale, sul governo del territorio, urbanistica, edilizia e piani regolatori, sui contratti pubblici relativi ai lavori pubblici di interesse provinciali, competenza esclusiva sulle piccole e medie derivazioni a scopo idroelettrico, tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, compresa la gestione sulla fauna selvatica e il commercio. Quindi devo dire che abbiamo ampliato le competenze che saranno destinate alle province autonome di Trento e Bolzano, quindi questo per noi trentini e altoatesini è davvero una grandissima soddisfazione, anche perché va a confermare quello che è il buon governo di un territorio che ha la peculiarità di essere un territorio alpino e quindi delle specificità molto importanti da gestire. Più vengono gestite da vicino e più si riesce a rendere concreti gli interventi in favore dei cittadini, e tra il resto ricordiamoci che è una terra dove convivono delle minoranze linguistiche, quindi popoli di lingua diversa, quindi germanofoni, gli italiani chiaramente e i ladini, e questo per diciamo dare un equilibrio all'interno dei tre gruppi linguistici per permettere una migliore convivenza e un patto di responsabilità per tutti i cittadini delle due province autonome di Trento e Bolzano. Senatrice, si parla tanto e la Lega ha lottato molto nel corso di questa legislatura, oltre che nei decenni precedenti, per l'autonomia, dell'autonomia. Ecco, che cosa questa riforma può suggerire alle altre regioni, penso alla Lombardia, al Veneto, che vogliono l'autonomia? Allora, io credo che la nostra regione sia un laboratorio che possa essere davvero una best practice per le altre regioni. C'è chi dice autonomia ma perché ha paura di non avere la capacità di gestire un territorio. Invece io credo che con grandissima responsabilità e con voglia di assumersi la responsabilità di gestire un territorio si possa efficientare al massimo quelli che sono i risultati sia economici che sociali di una regione. Quindi io sono favorevole affinché anche le regioni a statuto ordinario possano accedere all'autonomia, perché è davvero un sistema di autogoverno che non lede all'unità dello Stato nazionale, ma che di fatto dà la possibilità alle regioni di esercitare il meglio che i propri territori possono esprimere. Diciamo che adesso si è aperta anche l'intesa con le regioni che ne hanno fatto richiesta, quindi anche Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, per fare i primi passi verso appunto
la gestione di determinate materie. Io credo che l'impegno da parte della Lega in questa direzione sia davvero fondamentale. Io voglio fare un grande ringraziamento al ministro Calderoli, perché ci ha messo la faccia, ci ha messo l'impegno e ci ha messo la sua competenza, perché ricordiamo che il ministro Calderoli ha lavorato tanto anche all'interno del Trentino Alto Adige, è stato presidente della commissione dei 12, se non erro, e quindi conosce bene quelle che sono le autonomie, e credo che veramente lui ha un animo autonomistico e sia la persona più giusta per poter percorrere questo sentiero. Quindi ecco, l'auspicio è appunto che anche le regioni a statuto ordinario guardino il Trentino Alto Adige come laboratorio appunto di buone pratiche, per poter poi metterle anche in atto, far crescere l'Italia ad una velocità superiore rispetto a quella che stiamo vivendo in questi anni di lentezze, di burocrazia, di gestione da parte di Roma, di territori che magari hanno peculiarità diverse, quindi ritengo proprio che sia un passaggio fondamentale. Senta, per concludere, quali saranno i suoi prossimi impegni? Oddio, impegni ne abbiamo tanti, credo che abbiamo anche tanti disegni di legge che sono stati depositati. Certo che in questo momento qua diciamo che i nostri lavori d'aula sono un pochino dettati dalle emergenze. Lei sa benissimo che anche questi ultimi conflitti che purtroppo sono in essere portano difficoltà economiche alle nostre famiglie, alle nostre aziende, quindi la priorità in questo momento è rispondere a queste difficoltà in maniera da poter continuare a crescere anche a livello di PIL e di garantire tutti i servizi necessari ai cittadini. Quindi diciamo il nostro impegno adesso è rivolto a questo, poi dopo ci saranno anche tutte le nostre iniziative legislative, però in questo momento qua l'emergenza credo che sia il fattore principale da affrontare. Eccellente, senatrice, io la ringrazio molto e al piacere di risentirci presto. Grazie a lei, una buona giornata e buon lavoro a tutti quanti. Anche a lei. Sigla. Qui Parlamento. E allora, visto che la senatrice Testor ci ha passato la palla sull'autonomia, noi tiriamo in porta. Intanto buon lavoro, caro Simone, buongiorno e ben trovata anche a te. Tiriamo in porta perché ho avuto il piacere di parlare con l'amico Fabio Massa, che sapete essere presidente della Fondazione delle Stelline in quel di Milano, e anche da poco fondatore e direttore di milanoquotidiano.it. Lo trovate all'interno del bel sito di Nicola Porro. E in particolare abbiamo parlato di Futuro Direzione Nord, la kermesse che lui organizza da anni, in cui il Nord si racconta. C'è autonomia? Qual è la situazione della questione settentrionale, se esiste, e che cosa ne sarà di Milano? Beh, di questo lui ne ha parlato con Attilio Fontana e da altri amici che hanno partecipato a questa manifestazione. State a sentire che cosa ci siamo detti e poi al termine Lega Liguria con Fabrizio Graffione. Grazie a tutti. E allora, l'ospite di questa sera è il gradito ritorno di un caro amico, mi permetto di dirlo, oltre che di un valente collega, è Fabio Massa, il quale è da poco, tra l'altro, neodirettore del bel quotidiano che lui ha fondato, milanoquotidiano.it, correggimi se sbaglio, intanto in bocca al lupo, ma è anche presidente della Fondazione delle Stelline e ha da poco organizzato la nuova edizione di Futuro Direzione Nord. Futuro Direzione Nord, lo diciamo ai nostri ascoltatori e correggimi ancora una volta se sbaglio, è una grande kermesse politica e anche culturale su dove va il Nord e che cosa succederà al Nord. Per esempio, tra i vari ospiti dell'ultima edizione abbiamo avuto il ministro Urso, che ha annunciato che l'Italia parteciperà, segnatamente Torino si candiderà per la Gigafactory dell'intelligenza artificiale italiana. Pensate, qualcosa come 100.000 processori che lavorano per lo sviluppo di un'intelligenza artificiale europea, un piano che vale 5 miliardi di euro, non certo bruscolini. E come vedete lo ha detto da un parterre importante.
la conclusione qual è? Che io ho piacere di parlare con Fabio e gli chiedo intanto due cose. La prima, come è andato Futuro Direzione Nord? Secondo, come vedi la questione settentrionale, se c'è, e poi parleremo anche di Milano. Prego. Allora, innanzitutto grazie, Figurati. sei un caro amico e ti ringrazio per questo spazio. Non hai detto niente di sbagliato, quindi tutto Grazie. corretto, è vero. Sono direttore di MilanoQuotidiano.it, che è il giornale che ho fondato insieme a Nicola Porro, e che si sta facendo un po' spazio, no, nel panorama dell'informazione cittadina e anche regionale, perché noi insistiamo su tutta la Lombardia. E l'indirizzo appunto è, fammi fare un piccolo spot, www.milanoquotidiano.it. Vai Per pure. quanto riguarda invece Futuro Direzione Nord, è stata una bella kermesse, ormai è la 28ª volta che facciamo un evento, cos'era il 28º evento della rassegna, quindi del marchio che racchiude 3 eventi annuali, che è appunto Direzione Nord. E ovviamente Direzione Nord perché noi abbiamo sul Nord una particolare un'attenzione che non ha una vocazione partitica, quindi non è legata a nessun partito, ma è una vocazione molto politica, nel senso di dire che sì, la questione settentrionale esiste come, esistono i temi che riguardano questa parte del paese molto vasta, che non si limita alla Lombardia, ed è una questione che noi dobbiamo indagare più e più volte, soprattutto, come quest'anno, in caso di prospettive in bilico, che è poi il titolo che c'è stato appunto lunedì, dell'edizione di lunedì, perché sono tempi di incertezza forte, abbiamo guerre, abbiamo un virus che sta provando a terrorizzarci, abbiamo le navi ferme a Hormuz, abbiamo di tutto e di più, quindi, e l'intelligenza artificiale anche, e di questa ha parlato, anzi ha scritto, perché in effetti quello è un messaggio scritto da parte di Urso, che appunto informava di questo super investimento su Torino. E poi sì, la questione settentrionale sicuramente è una cosa sempre valida. Ecco appunto, come è messo il Nord dell'anno di grazia 2026? A cosa Non guarda? bene, non perché non sia operoso come suo solito, ma non bene perché ha un problema di approvvigionamento di energia. Abbiamo ospitato Pichetto Fratin, che è il ministro dell'energia appunto, in presenza, ci ha raccontato come il sistema globale fa sì che l'Italia e il Nord abbiano comunque dei fattori di rischio, dei problemi, anche malgrado delle forze oggettive del nostro paese. Per esempio in Lombardia c'è il secondo impianto più grosso di raffinazione del greggio, che produce anche kerosene per aerei, ma per esempio l'80% degli impianti italiani non sono più in mani italiane dopo la vendita della Saras. E quindi questo comporta dei problemi di approvvigionamento. C'è poi un altro problema sempre del settentrione, che è l'occupazione ormai quasi piena, soprattutto a Milano, ma con un costo della vita e un potere d'acquisto che sono diametralmente opposti. L'uno, il potere d'acquisto diminuito, e il costo della vita assolutamente aumentato. Quindi la forbice rende ancora più difficile il tutto per le aziende trovare persone, e per le persone riuscire a campare con il reddito che l'azienda fornisce. E questa è una seconda cosa. E poi sullo sfondo c'è una grande incertezza politica, perché a Roma le cose non sembrano più solide come prima, sicuramente non sono più solide su Milano, perché tra un anno si va a votare, quindi finisce comunque un ciclo di 10 anni, quello di Beppe Sala, e la Regione voterà subito dopo, all'inizio del 28, e finirà un altro ciclo, che è quello di Attilio Fontana, e visto che i cicli sono legati alle persone, comunque si aprono fasi di incertezza forte. Senti, ma l'autonomia in tutto questo mi sembra un po' l'araba fenice, che vi sia ognuno lo dice o vi sia ognuno lo sa. A che punto siamo? Guarda, è una domanda che io ho fatto ad Attilio Fontana, il quale ha usato parole molto dure, molto molto dure rispetto a Roma, dicendo che Roma si è fatta la legge sulla legge speciale su Roma, dicendo che alla fine sull'autonomia bisogna anche darsi un po' una svegliata proprio a Roma, e dicendo che i partiti, anche della maggioranza, in larga parte sono centralisti, e questa cosa qua non va bene. Ecco, ho trovato un Attilio Fontana che sull'autonomia è sempre stato un fervente, diciamo, sostenitore, un po' pessimista, e questa cosa qua mi è molto dispiaciuta, perché Direzione Nord nasce nel 2017, proprio all'indomani del referendum sull'autonomia, e la aprì, pensate, Roberto Maroni, e chiuse la kermesse
Beppe Sala, quindi stiamo parlando di quasi 10 anni fa e purtroppo siamo ancora fermi lì. Ecco, questo è molto grave, aggiungerei. Senti, e però si parla da più tempo anche di una legge speciale per Milano, oltre che per Venezia. Questo è un tema che è tornato anche nelle parole di Luca Zaia. Ecco, anche qui, come si fa ad arrivare a leggi speciali per Milano e per Venezia se l'autonomia è ancora in alto mare? Ma più che altro è perché dovrebbe esserci una legge speciale per Milano e non una legge speciale per la città metropolitana di Milano? Già. Cioè, perché noi dobbiamo fare una legge speciale per un'area ristretta a 2.400.000 persone, come Milano, quando in effetti c'è 1 milione di persone in più che sulla città gravita, gira, fa, disfa, eccetera. Cioè, perché non riusciamo a superare questo incredibile campanilismo? Perché la legge speciale su Milano è anche una buona cosa, ma dipende come viene declinata, capito? Dipende come viene declinata. Perché l'autonomia deve essere della città ristretta e non di una città metropolitana o di una regione? Questa è la cosa che io mi chiedo. Perché il sospetto è che poi alla fine anche la proposta Gori, che secondo me è una proposta corretta, ancora più corretta, è quella di Max, delle capogruppo della Lega al Senato, nonché segretario regionale lombardo, regionale della Lega, e sono proposte giuste, ma andrebbero incardinate in una riforma federale dello Stato, così come si era ipotizzato proprio con l'autonomia, quindi con la delega di competenze. Questo è il problema. Certo. Senti Fabio, visto che stiamo parlando di questo, poi aggiungerei anche un'ulteriore domanda, ma per quale motivo, visto che è una città metropolitana, tu dici una legge che dovrebbe occuparsi di una città metropolitana, aggiungerei per quale motivo io che abito a 40 chilometri da Milano, ma faccio parte della sua città metropolitana, per quale motivo non dovrei votare il sindaco? Perché lo deve decidere la sinistra ZTL? Ma allora, qui il tema è, come al solito, quanto noi vogliamo aprire le competenze. E aprire le competenze vuol dire anche unificare il centro di dibattito. Abbiamo distrutto, anzi hanno distrutto, con la legge di Del Rio, hanno distrutto le province che non funzionavano bene, questo bisogna dirselo chiaro, ma che avevano un senso, avevano una loro competenza, avevano un loro elettorato, avevano delle loro elezioni, perché ci dicevano, basta con le spese per i politici in provincia, i tecnici faranno meglio. Talmente meglio che le province oggi sono del tutto inutili, senza nessuna competenza, hanno solo dei palazzi in cui i politici non entrano mai e infatti l'indirizzo non c'è su niente. E le città metropolitane dovevano nascere per rendere più partecipi i comuni, la verità è che i comuni sono meno partecipi di prima. Allora, cerchiamo di pensare che quando si mettono le mani sulle cose bisogna avere un senso. È chiaro che l'evoluzione di Milano verso un'espansione non è che di oggi. Negli anni 20 ci furono le annessioni dei comuni di Baggio, di quelli che si chiamano corpi santi, no? Perché? Perché la città diventa più grande e in fondo mi sembra un po' un assurdo che il sistema metropolitano che arriva fino al Sesto San Giovanni tu abbia 2 unità amministrative completamente divise, contrapposte nella gran parte dei casi, perché una è di sinistra e l'altra è di destra, che discutono sul fatto che bisogna bloccare le macchine oppure no, perché per la qualità dell'aria, come se a Sesto San Giovanni ci fosse una qualità dell'aria, a Milano un'altra. Capisci che è lunare come questione. Allora, se uno vuole andare verso una vera gestione condivisa, deve iniziare a mettere le competenze e le deleghe insieme. Non ci sono santi, anche perché poi ci lamentiamo del costo delle case a Milano. Ok, ma non è che Milano è l'unico posto in cui ci sono le case in questo territorio. Basta uscire fuori 5 minuti, 10 minuti, un quarto d'ora e sei in un posto dove le case costano la metà. Forse è la politica dell'abitare che dovrebbe essere unificata, non invece chiudere la città, metterci le barriere RC, RB, RD e spingere fuori la gente, perché altrimenti avrai un posto esclusivo al centro dove le case costano troppo e invece fuori avrai le case che costano molto meno, anche addirittura sono deprezzate. Infatti. Senti, ma prossime elezioni, si chiude l'epoca Sala, tu dici. Più o meno chi potrebbe correre da un lato e dall'altro, secondo te?
Abbiamo avuto un bellissima dibattito pubblico su questa cosa, sia sul centrodestra che sul centrosinistra. Il centrodestra ha avuto, devo dire che lunedì è stata una cosa abbastanza particolare, perché abbiamo avuto mezza Forza Italia, quella di Licia Ronzulli, che ha aperto a Maurizio Lupi. L'altra mezza di Forza Italia, quella di Alessandro Sorta, invece non è assolutamente d'accordo su Lupi. Dopodiché Calenda, che è intervenuto, ha detto che non vorrà mai Lupi candidato sindaco, quindi non farà l'accordo con Forza Italia se c'è Lupi candidato sindaco. Dopodiché Fratelli d'Italia gli va bene Lupi, ma la Lega in serata è uscita dicendo che Lupi non va bene, che ci vuole un altro civico, però un civico diverso da quello di Forza Italia. Intanto, proprio nella serata di lunedì, si sono incontrati, hanno dialogato, come nel nostro format, Maiorino, Scavuzzo per il centrosinistra e Civita e la Lumia, che è il presidente dell'Ordine degli Avvocati, che una parte di Forza Italia vorrebbe lanciare nell'agone, per quanto riguarda il centrodestra. È stato un bel dibattito, hanno parlato di vari temi, e rimane sullo sfondo il fatto, la candidatura di Calabresi, chiaramente, e rimane sullo sfondo anche la candidatura del centrodestra, che per oggi vede Maurizio Lupi in pole position, ma con tantissime fratture, sia la Lega che da Forza Italia, e quindi su questo bisogna proprio ragionarci. Senti, io per concludere, io mi trovo a viaggiare, alle volte mi capita di andare a Roma e mi rendo conto però di una cosa, che il vero potere è sempre quello romano. Ma Milano quando è che riprenderà a contare in questo paese? Perché mi pare che la capitale morale abbia perso un po' colpi negli ultimi 20 anni. O è una sensazione che ho solo io? Tu come la vedi? Allora, il problema della risposta è molto semplice. Milano riprenderà a contare quando capirà che, come era un tempo, perché guardate che tutta la prima linea socialista, buona parte della prima linea comunista, gran parte di Forza Italia, una ottima parte della DC, pensiamo solo all'avvocato Guzzetti, è nata nei nostri territori, ok? Allora perché il Nord non conta? Il Nord non conta perché pensa che il potere sia quello economico, ma oggi come oggi il potere non è solo quello economico, è anche e soprattutto il potere degli stati nazionali, ed è quindi imperativo che si torni a doversi occupare della cosa pubblica, oltre che eticamente giusto. Quando capiremo che non è che se tu non sai fare un cavolo vai in Parlamento, ma proprio se sai fare qualcosa devi andare in Parlamento per tutelare i tuoi territori. E poi c'è una cosa incredibile, ti devo dire, io vado molto spesso a Roma, molto spesso. La cosa che trovo a Roma è che alla fine, non so, i calabresi, piuttosto che i campani, piuttosto che i siciliani, quando devono votare qualcosa, i parlamentari, calabresi o siciliani o campani, che devono votare qualcosa, si mettono insieme, maggioranza o opposizione, alla fine fanno una lobby, cosiddetta lobby territoriale, e fanno passare le cose. Gli unici che rimangono divisi tra maggioranza e opposizione siamo noi. Siamo noi che continuiamo ad avere una maggioranza e opposizione che ci si ammazza, malgrado i territori del nord, per una motivazione prettamente demografica, cioè abbiamo più persone, esprimiamo la maggior parte degli eletti. E allora com'è possibile? Com'è possibile che esistano le zone economiche speciali nel Sud Italia che stanno facendo l'impossibile anche di irregolarità? E poi qui non c'è niente. Com'è possibile che il PNRR è stato assegnato a pioggia nel Sud e qui non c'è niente, o comunque molto meno? Perché? Perché c'è la Regione Lombardia che ha dovuto supplire tutte le mancanze nazionali con un piano Lombardia che è stato veramente lungimirante, di cui non si parla mai, ma che invece c'è stato e ha rilanciato dopo la pandemia. Moltissimi campetti, quando portate il figlio a fare 2 tiri a calcio, a basket, c'è scritto fuori struttura realizzata grazie al piano Lombardia, legge, non mi ricordo più, del 2022 o del 2021, se non ricordo come era la legge. Perché non se ne parla? Allora, la verità vera è che qua bisogna tornare a pensare che bisogna occuparsi anche dei temi del Nord, del motivo per cui io ho creato Direzione Nord. Anzi, era Italia Direzione Nord. Cioè, l'Italia, Direzione Nord. Senti, ma quelli che dicono invece che c'è una questione meridionale che viene prima di quella settentrionale, che cosa risponderesti? Che il meridione, le regioni, il meridione devono essere il meglio per essere delle regioni del meridione, e le regioni settentrionali devono essere il meglio delle regioni settentrionali. Quindi sì, esiste una questione meridionale, ed sì, esiste una questione settentrionale. Esiste anche una questione delle regioni di centro, esiste una questione delle isole, esiste una questione dei territori di frontiera, esistono delle questioni ovunque. L'errore non è che esista una
questione meridionale o una settentrionale, ma che quella meridionale debba per forza venire di quella settentrionale, prima di quella settentrionale, o che quella delle isole debba venire prima di quella meridionale. Ma non funziona così. Esistono questioni, di queste questioni ci si occupa, ma se ne metti una sempre prima dell'altra, bene, abbiamo pure una questione di priorità allora. Certamente. Senti, per finire, che cosa farai domani e soprattutto che cosa troveremo sempre più su milanoquotidiano.it? Allora, sicuramente ci occuperemo su milanoquotidiano.it di questo virus che inizia un po' a terrorizzarci, quindi inizia a salire un po' la tensione, bisogna anche riportare le cose, però hanno oggettività. Io non vorrei mai vedere le scene di infodemia, quindi di informazioni sbagliate, di virologi star sulle televisioni che parlano dell'universo mondo. A un certo punto abbiamo sentito parlare dei virologi della loro sessualità, come se non ce ne fregasse qualcosa di quello che fanno da questo punto di vista. E abbiamo visto attacchi politici, abbiamo visto inchieste farlocche, poi tra l'altro anche le inchieste farlocche tutte in una direzione, tutte sulla gestione della Lombardia, dopodiché sui banchi a rotelle abbiamo visto niente, cioè, nel senso, eppure fu una spesa. Tra l'altro mi commentavo oggi con un collaboratore che meglio del mago Silvan, sti banchi a rotelle sono spariti dalla velocità della luce, nessuno l'ha più visti. È vero. Cioè, sono la cosa più sparita del mondo. Vabbè, generalmente se ne vanta sempre qualcuno in giro, invece niente, sono spariti, scomparsi. Avranno incaricato un'azienda efficace come quella che ce li ha venduti di ripigliarseli, ovviamente li abbiamo pagati noi però. E le inchieste relative sono finite, anche quelle nell'iperuranio. E ci occuperemo di tutto questo e poi daremo sempre tantissima attenzione alla politica, questo è chiaro, con un taglio liberale però. Liberale vuol dire che io molte volte faccio pubblicare cose su cui io sono palesemente in disaccordo, perché i liberali fanno così, danno spazio a tutti. Esatto. E allora, in bocca al lupo, grazie del tuo tempo e al piacere di sentirci presto. Grazie a te, grazie agli ascoltatori.